Valorizzare il territorio dal punto di vista manifatturiero, ma non solo. La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti è da sempre in prima linea per la promozione dell'intero sistema, anche in chiave turistica, complice di patrimoni inestimabili di cui le due province possono fare vanto. Fortunatamente le nostre due province sono ricche di storia, di cultura, ma anche di bellezze naturali. Con le Dolomiti, patrimonio UNESCO, e le colline di recente conferma di patrimonio UNESCO. E quindi è un territorio che dal punto di vista turistico e culturale è spendibile, tant'è vero che i numeri sono sempre in crescita dei turisti. Poi con la prospettiva delle Olimpiadi che ci sono nelle Dolomiti sicuramente avremo dei benefici anche per la nostra provincia di Treviso. E quindi la Camera di Commercio sulla partita turistica sta spendendo molto in termini di risorse umane ma anche di risorse economiche, perché la riteniamo una carta vincente. Noi offriamo la bellezza del nostro territorio, la bellezza delle nostre imprese ai turisti, ma anche a chi acquista i nostri prodotti che vengono da un territorio così fortunato. La bellezza del fare imprese in un territorio unico va quindi valorizzata anche attraverso alcune iniziative che la Camera di Commercio ha scelto di appoggiare, dalla valorizzazione dei luoghi del Tiziano, il filo rosso tra Arrigo e Leonor, e poi arte, musica tra Parma e Civetta, manifestazioni consolidate e novità, vere e proprie opportunità per l'intero sistema. Abbiamo appuntamenti che sono molto appetibili, perché si parla dai concerti nelle Dolomiti, agli aquiloni nel lago di Santa Croce, alle bellezze delle colline, suoni di marca nei bastioni delle nostre mura, e quindi una serie, sono 8-10 eventi molto importanti che abbiamo sostenuto e che stiamo sostenendo, perché sono tuttora in corso e che stanno portando tanti turisti trevigiani e bellunesi a godere di queste nostre iniziative.